Premesso che la premessa che lei ci ha fatto, Assessore, cioè che Azienda Zero ha modificato l'impianto di organizzazione delle polizze assicurative, è una notizia che non riguarda l'interrogazione perché è una notizia nota. Del resto sappiamo tutti, purtroppo, quanto sia avvenuto in passato in questa regione, e cioè che alcune ULSS si erano stipulate le loro polizze singole con compagnie che poi sono state dichiarate in procedure fallimentari, e oggi ci sono ULSS che si trovano esposte con decine di milioni di euro. Quindi il fatto di aver trovato un meccanismo per evitare quel disastro non fa di per sé il meccanismo buono. E anche il fatto che ci sia una gestione dei sinistri omogenei in tutte le ULSS è la funzione di Azienda Zero, ma non corrisponde alla domanda che io le ho posto. Perché vede, se noi facciamo un'unica polizza che comprende tutte le ULSS, che ha una gestione unica dei sinistri, ma è molto più quello che ci costa che quello che noi riusciamo a recuperare attraverso il risarcimento dei danni, c'è un problema, e non lo dico io, lo dice il capo procuratore della Corte dei Conti. Infatti avrei preferito una risposta non tanto rispetto alla posizione di Azienda Zero, ma avrei voluto anche capire se la Corte dei Conti, che ha chiesto su questo tema un approfondimento di informativa alla Regione, ha un'opinione, si è espressa sul punto. Presenterò un'ulteriore interrogazione, perché se io in 3 anni pago 14 milioni di premio e in cambio l'assicurazione mi liquida 300.000 euro di danno sanitario e io come Regione sono costretta a pagarne 49 milioni perché non sono coperti dall'assicurazione, è oggettivo che c'è qualcosa che non funziona. Allora saremo bravi a aver centralizzato le procedure, ma se l'impianto con cui andiamo a gara per la polizza assicurativa non è efficace e utile e efficiente ed economico dal punto di vista del bilancio della Regione, io credo che ci sia qualcosa che non funziona. Ci riserviamo dunque di interrogare nuovamente la Giunta, in particolare in riferimento alle disposizioni o alle decisioni assunte dalla Corte dei Conti su questo tema.